Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Come potete vedere ci troviamo nuovamente all'interno della nostra penisola italica. Non abbiamo ancora effettuato alcuna conquista verso nord. Sono riuscito a migliorare un po' le strutture in Italia centrale e in Italia meridionale. Ho portato avanti un po' la tecnologia e sono riuscito quindi a potenziare i vari vigneti dell'Italia centrale insieme a qualche officina qui a Siena. Ho costruito l'università classica proprio all'Aquila e un'altra a Bologna con i vari gentiluomini che studiano all'interno per riuscire a portare avanti la nostra tecnologia. Ho potenziato le varie strutture agricole nel meridione, come potete vedere i vigneti sono stati migliorati insieme ai vari terreni agricoli qui in Sicilia, Caltanissetta e così via. Per quanto riguarda invece Siracusa ho costruito un porto, una rimessa navale, un bacino di carenaggio per formare flotte d'assalto. E per quanto riguarda qui a nord invece un semplice bacino commerciale potenziato al secondo livello per riuscire quindi ad avere un secondo reclutamento di navi commerciali chiamate Trabaccolo, le quali accanto alle Indiaman riescono a sfruttare possedimenti che si trovano sparsi per il mondo, e adesso vedremo anche questo argomento. Allora, innanzitutto i territori si ritrovano per adesso fermi e ripristinati. Ho alzato un attimino le tasse per riuscire in questi turni a garantire sviluppo. Ecco appunto perché il ceto medio si è un po' ribellato, ma ancora è sotto controllo. Siamo in guerra con la Francia, ci ha dichiarato guerra, vi ricordate, però ancora non si sono fatti sentire. Potete vedere qui verso come potete vedere quasi come possiamo dire, tra la Sardegna quindi e la Spagna, diciamo, tra queste isole della Spagna, possiamo trovare attaccare una flotta di una proprio di fronte all'Algeria, possiamo trovare una nostra flotta formata da circa 9 navi, quasi, anzi forse 10 navi. L'ho formata in questi turni per riuscire a sfruttare le risorse all'interno della Costa d'Avorio, proprio nei pressi della Costa d'Avorio, e potete vedere che ho reclutato 5 navi commerciali, ben 3 Indiaman e 2 Traboccoli, i quali accompagnati da 1, 2 e 3 sestiranghi. I sestiranghi sono delle fregate più piccole ma che hanno una media manovrabilità, uno scafo medio, ma anche una discreta potenza di fuoco, quindi sono delle navi molto utili nel combattimento. E dopo ho collocato dei vascelli di quarto rango per linea da battaglia, le prime navi diciamo da battaglia vere e proprie, con una potenza di fuoco molto elevata. Hanno 2 ponti, i cannoni sono di 21, 18, 19 libbre, dipende, vengono posizionati principalmente a prua o nei ponti inferiori. Ma non sono cannoni molto pesanti rispetto a quelle del terzo secondo rango, perché quelle ancora non le ho sbloccate, le sbloccherò con il prossimo potenziamento del porto, però sono comunque delle ottime navi per il 1710. Ho collocato anche delle navi ammiragli di quinto rango, come potete vedere, posizionate con dei veri e propri comandanti, dei veri e propri ammiragli, che hanno una potenza di fuoco inferiore a quelle di quarto rango. Però sono anche delle ottime navi, e questo convoglio navale, questa flotta, attraverserà tra poco lo stretto di Gibilterra, attraverserà adesso percorso bloccato, la via è bloccata da questa nave spagnola, percorso bloccato, mamma mia. Gli stati barbareschi ci danno un po' fastidio, potete vedere che hanno delle galee. Nonostante l'era della pirateria su larga scala sia ormai terminata, grazie all'avvento di flotte più grandi e meglio organizzate, l'arrembaggio di navi nemiche è un'attività ancora in voga in tempi di guerra. Clicca con il pulsante destro su una rotta commerciale per aumentare i tuoi introiti depredando i mercantili nemici. Siamo una flotta, non Passeremo ragazzi lo stretto di Gibilterra tra qualche mese e ci dirigeremo verso la Costa d'Avorio per sfruttare immediatamente le risorse commerciali di questa zona, proprio perché all'interno della politica commerciale vediamo che l'avorio viene venduto a 31 monete per pezzo, quindi sfrutteremo l'avorio e le spezie di quella zona per commerciarle con l'Austria, l'Impero Ottomano, Genova, Venezia e dopo i Cavalieri di San Giovanni. Questa rotta è stata bloccata. Comunque ho collocato tutte queste navi per proteggere le nostre navi commerciali, perché in quelle zone pirati ce ne sono davvero in gran numero. Allora abbiamo 1900 soldini. Adesso ragazzi voglio fare, va bene, intanto passiamo il turno. Sono andato molto avanti nella ricerca, soprattutto nell'ambito dell'utilitarismo, quindi della ricerca vera e propria.
non mi sono basato molto sull'industria e sul combattimento, ma ho portato avanti le università, ho portato avanti le politiche commerciali, quindi siamo avanti rispetto agli altri. E mi sto specializzando anche nell'ambito, diciamo, marino, perché sono riuscito a costruire il terzo potenziamento dei porti ottenuto dall'Austria, una ricerca che per ottenerla ci volevano ben 8 turni. Ah, è passato il turno, perfetto. E quindi sono molto contento. Guardate un po', abbiamo ottenuto questa ricerca, la progettazione navale avanzata, e adesso stiamo andando avanti. Guardate da questa parte, abbiamo scoperto una buona parte delle ricerche disponibili. Adesso stiamo andando avanti con i diritti dell'uomo, i quali ci faranno guadagnare altri 10 punti in più percentuali per lo sviluppo della tecnologia, mentre a Bologna con 2 gentiluomini ci stiamo portando avanti nell'ambito navale. Però adesso dobbiamo attraversare questo stretto immediatamente con le nostre navi. Attraversiamo lo stretto di Gibilterra, passiamo dal Marocco che per adesso è sotto il controllo della Spagna. Andiamo ancora avanti. Questo dovrebbe essere Tenerife, se non sbaglio. Inesplorabile addirittura. Va bene, in 2 anni, in 2 turni, in 2 stagioni arriveremo in Costa d'Avorio e cercheremo di sfruttare quindi i nostri possedimenti. Intanto qui stiamo andando ancora avanti, ragazzi. Sì, ho fatto passare questi anni perché non avrei combattuto. Volevo portarmi avanti a livello di ricerca e a livello economico, perché come ben sapete il nostro stato non è molto ricco. Se andiamo nella diplomazia vediamo che è molto povero, molto debole. Quindi ho cercato di potenziare tutte le varie industrie e strutture nel meridione. Ne abbiamo tantissime, le sto sfruttando al massimo, per avere una certa economia, per mantenere 2 eserciti e magari una flotta, e riuscire quindi ad andare avanti comunque. Portiamo avanti il tempo, perfetto, stiamo andando avanti con la nave, stiamo attraversando tutta la costa dell'Africa occidentale, e adesso al prossimo turno ci metteremo nel canale per raggiungere la Costa d'Avorio e iniziare a occuparci di varie zone commerciali e iniziare a portare in Europa delle merci che ancora sono sconosciute. Nessuno per adesso tratta avorio, oppure sì, vedremo. Meno male che abbiamo reclutato questa flotta di queste dimensioni per cercare di tenere sotto controllo le nostre rotte, visto che ci sono i barbari, i pirati, anche dall'America. Allora, andiamo avanti. La ramatura è stata appena adesso ottenuta e a Siracusa abbiamo collocato il nostro porto, perfetto. Andiamo in questa zona dell'Africa, ragazzi, ci lanciamo adesso in questo canale per sfruttare quindi queste rotte. Partiti, arriveremo tra qualche mese. E adesso nuovamente qui potete vedere che possiamo reclutare, eccoci qua, dei vascelli diversi. Il monarca, li guarderemo tutti. Il vascello di secondo rango, di terzo rango per linea da battaglia, quarto rango quello che abbiamo collocato noi, e la fregata con cannoni da 24 libbre. Sono dei cannoni molto grandi, molto pesanti e navi molto utili in combattimenti ravvicinati. Allora, dopo il sestante ci lanceremo nel succo di limette e crauti, così possiamo andare a costruire un ospedale navale. Aumenta il prestigio e con l'ospedale navale avremo la possibilità di costruire non solo le bombarde, ma anche vascello di terzo rango, corvetta sesto rango, l'ospedale navale. Un marinaio che si ritrova esteriore per salvare una marina, paga medici chirurghi per curarla, un letto, potrebbe essere molto utile l'ospedale navale, anche perché il motore a vapore per andare a costruire, mi sembra, vediamo un po', la nave ammiraglia di primo rango superiore, brigantino, c'è qualche cosa. È qualcosa di industriale, però sicuramente non vedo. Ci saranno navi un po' diverse, ma io vorrei andare per l'ospedale navale, anche perché per riuscire a costruire il battello a vapore ce ne vuole, quindi lasciamo perdere. Allora, visto che abbiamo effettuato questo miglioramento, inizierei, ragazzi, a creare una vera e propria flotta per riuscire a combattere quella di Venezia, perché il nostro obiettivo è quello di espanderci al nord. E la flotta veneziana, diciamo, è molto ben preparata. Con questi soldi cercheremo allora di farlo. Il monarca, guardiamolo bene, è un vascello di secondo rango della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, acquisito dalla Regia Marina, dove venne sostituito con il nome di Re Galantuomo, quindi è una nave proprio specifica del nostro regno. 3 ponti, un compromesso tra potenza di fuoco del primo rango e la manovrabilità dei 74 cannoni del terzo rango, quindi è una nave di secondo rango, e noi lo mettiamo in reclutamento diretto
Poi abbiamo un vascello di secondo rango di linea da battaglia, leggermente più scarso, 24 uomini. Eccolo qua, dov'è? Vascello di secondo rango per linea da battaglia, 153 potenza di fuoco, abbastanza veloce però. Eccolo qua. Però uno scafo molto solido. Allora mettiamo un monarca, un vascello di secondo rango per linea da battaglia, che ha una grande portata anche, perfetto. E dopo con i prossimi soldi vedremo di mettere anche qualche altra nave in costruzione. E ragazzi, per battere Venezia dobbiamo avere una flotta degna di nota per distruggere. Ecco qua. Loro che hanno qua? Allora, vediamo un po'. Riusciamo anche a vederli. Un sesto rango, un sesto rango, un sesto rango. Sesti ranghi. Non è una gran flotta. Brigantini e India, tutte navi commerciali. Potremmo distruggerli anche con quella flotta lì, però voglio crearmene un'altra per dominare anche un po' nel Mediterraneo. Allora, perfetto. L'esercito qui è sempre il solito, ragazzi. Stiamo controllando un po' Roma. Le tasse sono diminuite, possiamo passare il turno. Vedete un po', ho giocato questi turni da solo perché è un po' noioso, diciamo, vedere queste fasi. Però è importante adesso vedere un po' queste navi, perché poi quando le vedremo in battaglia sarà importante capire che navi sono, la loro potenza. Quindi il monarca, diciamo, è tra un primo rango e un secondo rango, quindi è una via di mezzo. Comunque stiamo andando avanti, sto cercando sempre di migliorare l'economia per cercare di guadagnare più soldi all'ora. Però gli eserciti me li lascio, devono tenere le città così. Allora, è successo qualcosa. L'arrivo della flotta nella nostra zona di interesse della Costa d'Avorio. E per tutti coloro che non conoscono il gioco, in tutte queste posizioni commerciali possiamo, potete vedere, occupare con una nave mercantile per una nota sicura di difendere bene i tuoi paesi schierando navi ben armate. Si tratta di beni preziosi, rischio di attacchi e non da sottovalutare. Quindi possiamo andare. Potete vedere quanti soldi viaggiano per queste rotte. Qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno in questa postazione. Adesso abbiamo aperto una nuova rotta commerciale dal valore di 2000 soldini. Ecco, potete vedere che è molto importante. Adesso il prossimo guadagno mensile sarà di 3000 invece di 1000. Quindi potete vedere che a livello di commercio adesso con la Costa d'Avorio, guardate quante zanne, e purtroppo però l'Avorio è sceso adesso perché ne abbiamo messo tantissimo sul mercato e sono aumentate le spezie. Però possiamo renderci, possiamo dire, cosa succede qua? I porti della tua regione sono a piena capacità e adesso mi sa che dobbiamo fare qualcosa per riuscire in questa impresa. Allora, abbiamo 2000 dollari in più. Dollari, qui io cambio moneta ogni volta. Allora, volevo potenziare. Qui ci manca una società per azioni. Dal prossimo turno con il sestante scoperto ci lanceremo nella società per azioni. E basta così. Io per adesso non voglio neanche gettarmi nella conquista di altre zone, perché siamo sempre in guerra con la Francia. Vediamo se qualcuno, come per esempio i Cavalieri di San Giovanni, ma loro non sa che non hanno scoperto granché. Mentre l'Austria forse sì. In ambito militare sono molto più avanti di noi. Vediamo allora l'impero ottomano. Ma l'impero ottomano non credo. Dov'è? Anzi Venezia, che ha una grande stima per noi, già hanno. Ma io non gli do niente, saranno i nostri nemici. Dov'è l'impero ottomano? Ecco qua, impero ottomano. Granate, niente, niente, loro sono solo avanti nella. Comunque, come dire, nell'ambito delle battaglie. Nell'ambito tecnologico non sono molto avanzati. Quindi allora cercheremo di andare avanti con il prossimo turno. Qui giusto dovevamo reclutare la nostra flotta. Ecco, vascello di quarto rango per linea da battaglia potrebbe essere sempre utile. Allora vorrei mettere queste navi, diciamo, molto grandi. Ne mettiamo adesso 3 più una 4. Mettiamo 4 navi, diciamo, da linea da battaglia, quarto, terzo, secondo rango. E dopo andiamo ad aggiungere dei brigantini, delle corvette, delle fregate più piccole per manovrabilità e più rapidità nel combattimento. Intanto, ecco, voglio collocare anche una flotta nel Mediterraneo per difendere le nostre. Ecco, perché i francesi si sono messi proprio a depredare le nostre unità. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Meno male che gli stati barbareschi forse andranno ad attaccare. No, anche loro si mettono. Ecco, devo costruire. Trattato di pace con gli stati barbareschi. Noi accettiamo, così non abbiamo più questo problema. Il sestante è stato appena adesso. Stati barbareschi, con i barbari abbiamo fatto pace. Meno male, almeno siamo tranquilli. Ecco qua, stiamo per reclutare queste ultime navi. Allora, cosa ci manca? Quarto rango da linea da battaglia. Fregata, questa fregata che nave è?
Vediamo un po'. L'assalto di navi mercantili a ponte singolo. Ha un'ottima potenza di fuoco. Dov'è? Protezione anche di convogli. Niente, non è una nave che ci può interessare. Ci servono navi a noi più grosse. La nave di quinto rango però mi sa che è un po' più piccola della fregata da 22 libbre. Mettiamo una fregata da 22 libbre e una ammiraglia di quinto rango. In 3 turni avremo quindi ben 5 navi. Ce ne mancano altre 4 per arrivare a 9 e dopo possiamo decidere che cosa fare. Ok ragazzi, per quanto riguarda Costa d'Avorio, quanto è? Ordini, capitano. 2088 perché l'avorio sarà salito. No, forse è rimasto tale, però guardate un po' quanto avorio stiamo raccogliendo in queste zone. Come ricerca e tecnologia andiamo a studiare la società per azioni. In 6 turni la dovremmo terminare. Io di solito a Bologna faccio le ricerche viola, quindi culturali, e diciamo nel sud all'Aquila faccio le risorse le ricerche industriali oppure riguardanti l'ambito militare. È solo così una cosa, un'abitudine. Ecco, la Francia si è staccata un po' dalla nostra zona d'attacco, anzi di trasporto. La Spagna, come potete vedere, libera la zona, però più che altro gli stati barbareschi non ci daranno più fastidio. Ecco, la Prussia, tutti questi imperi non ci interessano ancora. Vi voglio far vedere per il momento questi turni perché sono importanti per capire come i francesi deprederanno le nostre coste o le nostre risorse commerciali. Comunque questi 2000 soldini in più sono importanti. E adesso Un porto di questa regione non si è ancora sviluppato. Seleziona il tipo di porto cosa? C'è un nuovo porto, wow! Bene, un nuovo porto per le nostre zone, quindi mettiamo un porto mercantile per nuove risorse commerciali. A Taranto c'è il nuovo porto, abbiamo un nuovo aiutante, unità reclutate qui nel sud. Perfetto, allora abbiamo delle nuove navi, quinto rango, nave ammiraglia. Allora mettiamo un vascello di quarto rango e anche un sesto rango. Perfetto, ne abbiamo 2, ne avremo 6, con queste 6 possiamo difenderci per bene. Ok, qui abbiamo la nostra università all'Aquila. Abbiamo qua i diritti dell'uomo che ci mancano per costruire una vera e propria università moderna. Nel 1712 stiamo andando avanti all'Aquila con ricerche nell'ambito viola, quindi non ci servono per adesso i debiti nazionali per aumentare ancora il prestigio, ci serve un po' qualcosa in ambito navale. Quindi all'Aquila questa volta cambiamo un po' il nostro corso e andiamo a ricercare il succo di limette e crauti per l'ospedale navale. A Bologna continuiamo con questo, ma io direi no, continuiamo così. Per adesso in ambito militare non ci servono queste cose, lasciamole così. Benissimo.